Amici sportivi, buon pomeriggio. Comincia il momento tanto atteso da tutti di questo campionato, i playoff, la fase finale, i due quadrangolari. Oggi impegnati in campo lo stadio comunale di Aci Sant'Antonio, Aci Sant'Antonio e Ragusa, in quello che a tutti gli effetti si può dire un rematch dell'incontro di campionato trascorso da poche settimane. Di Martino, Messina, Castro, Valenca, Miano, Sferrazza, Battaglia, Sangaré, appunto il già citato Gambino, Majorana e Gonzales, allenatore Raciti. L'Aci Sant'Antonio invece, con sorpresa dal primo minuto, torna tra i pali Umberto Cirnigliaro in tempi record dopo la frattura alla costola. D'altro canto, improvvisa assenza nell'ultimo minuto per Sebi Sardo a centro della difesa, sostituito da mister Torrisi con il classe 2003 Michael Tonzuso, che occuperà la zona centrale difensiva al fianco di Lucas Salvucci. Sugli esterni ritorna Simone Merizia nel ruolo di terzino destro e rientra alla squalifica Lorenzo Godino. A centrocampo il centrocampo super confermato con Gatto, San Giorgio e Fofanà. Davanti il tridente ormai consolidato De Manuele, Peppe Giannaula, capocannoniere con 16 gol in questo campionato, e Luca De Manuele. E si parte per De Manuele, grandissimo stop di Luca De Manuele, taglia verso il centro, tiro dal limite dell'aria, parata di Di Martino e poi un calcio più di punizione per il fallo di Alessio San Giorgio nei confronti di Sferrazza. Palo con adesso attacco sul primo palo proprio di Majorana, la palla che filtra e il tiro di Castro di controbalzo, portato male avanti il pallone facendosi attaccare da Giannaula. Cross di e bellissima parata di Martino, cross stupendo d'esterno di Lorenzo Godino, colpo di testa di San Giorgio che ha preso una traiettoria infida, allarga a sinistra per Gonzales, dentro Sangaré, incredibile, Sangaré ha deciso di controllare il pallone di petto piuttosto che andare alla battuta, a dare supporto a Luca De Manuele, palla dentro, filtra, contatto in aria, ha colpito il pallone di testa Alessio San Giorgio. Il primo tempo tra Aci Sant'Antonio e Ragusa è 0-0, Igea per 1-0 sull'Enna, rete di Assenzio. Tanto appena ricominciato il secondo tempo, corto per Gatto sul secondo palo per Salvucci che riesce a toccare col sinistro. Milizia può andare in mezzo e così cerca De Emanuele che non arriva, la palla sfila Fofanà e il destro colpisce male. Zumi Fofanà ha cercato la conclusione di prima intenzione. Giorgio è proprio così, riesce a toccare San Giorgio in aria, palla che filtra in aria, il tiro di De Emanuele e la palla che finisce di poco a lato. Palla in direzione di San Giorgio, riesce a toccare di testa e a mettere qualche brivido sulla schiena di Martino. A Giorgio Romeo, scuola junior Cireale, al 33esimo della ripresa, ed entra Giovanni Petrullo, cross basso, la palla finisce a Petrullo, Petrullo in aria, il controllo, cerca di girarsi, non trova Godino libero, cross sul secondo palo per Giannaula al volo e tocca alto sopra la traversa di Martino, però si è impennata con il rimbalzo sul terreno. De Manuele in aria, testa di Giovanni Petrullo e la palla in gol, l'Aci Sant'Antonio è in vantaggio, testa di Giovanni Petrullo ed è il primo gol con la maglia dell'Aci Sant'Antonio per Giovanni Petrullo. Il suo colpo di testa ha colpito il palo e poi Di Martino non è riuscito ad evitare che il pallone oltrepassasse la linea di porta. Per Ciccio Catania, che non ha fatto mancare anche oggi il suo contributo, meno appariscente magari delle ultime uscite. Testa di Sferrazza e attenzione De Emanuele, decca il tiro da 40 metri con Frittitta che va. Giannaula, la posizione regolare, Giannaula mette in mezzo per Frittitta al volo sul fondo, capocannoniere del campionato che ha cercato di firmare, mettere il timbro alla partita almeno con un assist. Il punto di battuta, parte Valenca sul muro, ancora Valenca, il tiro e la palla è sul fondo. L'Aci Sant'Antonio vince la prima partita del quadrangolare della Pula
e si porta a quota 3 punti. Una vittoria cruciale per le ambizioni della squadra santantonese. Decide un gol di Giovanni Petrullo.